che a sos ultimos tempos sa Sardigna è stata mentovada in sos giornale nazionale e prosa politica nazionale è diventata importante. Sono medar di fatti sos addobbios istituzionales chi viene protagonista sos rappresentante nazionale de sos partidos che appoggiano sos candidatos a sa presidenza de sa regione Sardigna. Custu manzanu su ministru dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Picchetto Frattina partecipò a su convegno promovio dai Confindustria prova vedare de energia. Innantir de cominciare su ministra fa vedau che in sos cronista arde uno scantos temas che a su percorso provacere sa dorsale de su metano in Sardigna che erzai decisu finza si bichere tunu passaggio in sa conferenza Stadu regionese. Ma su ministro ha risposto vinza a sa dimanda supra sa possibilità che in Sardigna si podano avravicare sor depositor de scoria radioattiva che no che bisunu trettos chi poden andare bene gai commente in attera regione Spuru. S'obiettivo de su governo è scussu de avravicare un o due depositos in besser de sos 30 previdios. Oggi è 6 dies in Sardegna pro su presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte arribau pro appoggiare la candidatura di Alessandra Toddi a presidente della regione. Conte ha visitato la città de Nadia de Todde colande in antis in sex me a pustis andando a doppiare il rappresentante della sanità e del sindacato in sa sede del suo movimento. A pustis Conte ha fatto che i giornalisti affrontando medas questioni a cominciare da sa crisi sanitaria in Sardegna e pro sa protesta del comune dei suoi nugori in merito a sa minetta di un parco eolico che di affacere un danno ambientale mannu, Conte scraro su problema è che manca una regolamentazione apposita a livello regionale. Questo manzano in una segheria in sa zona industriale de Macchiareddu hanno accattato un uomo morto, Federico Massa, 62 anni, de Sarroc, residente in Selargius. Desas primas indagini de sos carabinieri de stazione de Assemini e desa compagnia de Castello Massa, a postir de una briga in domo sua, ha deciso de colare sa notte in sa azienda de famiglia, prosicantare a taluttu su fuoco in su brasieri, ma si che dormiu e su monossido de carbonio l'ha morto. A dare allarme un parente de su mastrellino, sordutore de succente de che 8 una volta arribausa na cercao de lutorare in senso, ma non battà più nuda ite vachere pro Massa. In Sardegna manca poco a su comincio della stagione turistica e sia un'ala promettiti numerosi spantosos a Sattera, azienda armeda lamenta una mancanza cronica di personale. Pro comprende su pruite di questa crisi, commente mai, sempre più spaccas persone che entra a ballare in su settore dell'ospitalità e della ristorazione, si possono mezzorare la richiesta di personale, istituzioni, associ e imprese hanno cercato di rispondere che in un'indagine fatta dal Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università de Tattari, che in appoggio de Confcommercio Sardigna. Secondo questa chirca, la mancanza di personale dipende dal suo significato che su traballo e sa carriera ana in sa vita de esas persones, che è mudando in sos annos, sempre de più di fatti si chirca di avere un equilibrio giusto entre su traballo e sa vita personale. Da esas ultimas indagini de Sistat, in su mondo de tres una femina vittima di violenza, mentre arda esordator de su Ministero della Salute in Italia sono 120 vittime di femminicidio in su 2023. Numeros che tampore che mostrano accanto su fenomeno della violenza de genere sia crescente di prodie. Procussu su mastro de kickboxing e Muay Thai Mario Rama ha deciso di vacere un corso a indono di autodifesa che in suo patrocinio morale del suo Centro Nazionale Sportivo Libertas. L'obiettivo è scussu dimostrare a sar femminas commente si possono difendere, sas tecnicas e da Uber cominciare a proischire a reagire a una violenza. E sono 40 sar feminas che hanno risposto. Chi ha una gana di imparare sas tecnicas giustas per reagire in caso di pericolo.